del ministro onorevole Stefania Giannini e dell'assessore Donazzan e di tutti quanti i colleghi degli ESIU del Veneto che con me hanno dato vita a una vera e propria collaborazione con Andisu e con la Regione Veneto per creare quello che è il primo rapporto sul diritto allo studio universitario nel Veneto. Questo è uno strumento che non è statico, ma coglie i movimenti del mercato e le richieste di aggiornamento e di cambiamento che arrivano dalla nostra società. Attraverso questa fotografia che noi facciamo in questo documento, noi siamo in grado di cogliere i bisogni delle famiglie, degli studenti e di dare quel grado di globalizzazione e quegli strumenti di cambiamento che fanno sì che nella nostra società si adegui con le richieste globali del mondo. Noi abbiamo intercettato dei cambiamenti di tipo professionale, di tipo anche di orientamento universitario diversi da quelli diciamo che sono i classici orientamenti universitari. Abbiamo sottolineato un bisogno culturale e professionale di cambiamento e abbiamo in questo documento scritto e indirizzato le nostre proposte verso l'Europa, un'Europa che trova dei nuovi modelli gestionali e culturali e che dà un indirizzo così più arricchito per un futuro che nella nostra nazione sembra così incerto. Perché? Perché abbiamo e facciamo parte di una società come quella italiana in cui la crisi internazionale che si ripercuote nel nostro paese trova l'Italia incapace di tagliare la spesa pubblica, trova l'Italia incapace di abbassare le tasse, per cui le famiglie restano a piedi, i licenziamenti si moltiplicano e le famiglie si trovano in difficoltà nel dare ai loro figli quel grado di istruzione che invece è garantito e che noi come ESU del Veneto diamo seguendo l'articolo 34 che prevede che tutti coloro che hanno anche se hanno appunto delle situazioni economicamente incerte, siano in grado di accedere ai massimi livelli di studio. Gli effetti di questa crisi non devono ricadere sugli studenti, è per questo che ESU di Padova, insieme agli altri ESU del Veneto, dà la possibilità agli studenti di ritrovarsi capaci e meritevoli, non dà delle assistenze che si fermano e non insegnano e protagonisti di girare l'Europa e di cogliere questi segnali di cambiamento. La realtà seria che si riferisce agli ESU del Veneto si occupa di residenzialità, di ristorazione, di orientamento, per cui una realtà di un servizio che viene dato in maniera forte agli studenti su questi temi, ma anche un'informazione che vogliamo dare in maniera sempre più forte, che è quella di un'assistenza psicologica ed economica che serve agli studenti di oggi. Noi serviamo un Ateneo che è il sesto a livello nazionale per mandare i ragazzi in Erasmus e che riceve dall'Europa, ma direi dal mondo, più di 1600 studenti all'anno. Come ESU siamo in grado di dare loro quei servizi che servono ad alzare i livelli e gli standard educativi dell'Università di Padova. Abbiamo bisogno di strumenti per metterci in rete con i servizi europei ed è per questo che nel documento e nel rapporto sul diritto allo studio universitario nel Veneto noi abbiamo fermato, sottolineato i criteri, i bisogni che abbiamo e come affrontiamo questi bisogni risolvendo poi il problema.